Possono iniziare i lavori per riparare la diga di Santa Margherita Ligure danneggiata dalla mareggiata. Procedono anche i lavori alla passeggiata a mare e al depuratore cittadino. Lavagna ritrova la piena fruibilità di piazza Vittorio Veneto. In 8 giorni completata la demolizione dell'ex veranda del bar Ostigoni, lo spazio è restituito alla città. La Val Fontana Buona spinge per avere il tunnel, non convince l'ipotesi del tracciato corto avanzata dalla Regione. I sindaci insistono, serve la volontà politica per farlo. A Genova il progetto Generare il futuro. ACLI e Forum Famiglie hanno collaborato per formare giovani, facilitando il loro inserimento in ambito lavorativo. Via i reparti di urologia, otorino e chirurgia di media e bassa complessità da Sestri Levante. L'ASL 4 rassicura, l'ospedale Sestrese sarà un polo riabilitativo d'eccellenza, i lavori sono già iniziati. Concluso il concordato, per la Ilex si apre un nuovo capitolo. Dopo Fiat e Ferrari l'obiettivo è acquisire nuove commesse, ma per i prossimi mesi pare inevitabile la cassa integrazione. Il progetto cittadino a scuola con il museo, giunto a compimento. 600 studenti delle primarie hanno riprodotto scorci della città di Chiavari in mostra a Palazzo Ravaschieri. A Lavagna la Commissione ha varato il piano triennale delle opere pubbliche e il bilancio di previsione 2019-2021. Tra gli interventi la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici. Presentato il progetto del centro civico di aggregazione di Arquata del Tronto, l'opera finanziata con la raccolta fondi pro terremotati coordinata nel Tigullio dall'Associazione Verità per Giulio Reggeni. Approvato a maggioranza il bilancio di previsione a Rapallo, invariate le tariffe e le agevolazioni fiscali. Per l'estate è prevista la sospensione dei cantieri, arrivate le prime travi per la copertura del San Francesco. Sulla riorganizzazione della rete ospedaliera interviene il Comitato Assistenza Malati Tigullio, indietro di 3 anni rispetto alla nostra proposta, ma necessaria per potenziare la sanità. Fare politica con la P maiuscola, invito ai giovani formulato dal Papa e ripreso a Lavagna nel dibattito organizzato dalla Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile. Non diminuiscono le truffe agli anziani, polizia e carabinieri ricordano che ormai nessun pagamento avviene in contanti, ogni richiesta di denaro è un inganno. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, andiamo a Santa Margherita Ligure perché possono partire i lavori di ripristino alla diga foranea danneggiata dalla mareggiata e procedono anche i lavori alla passeggiata mare e al depuratore cittadino. Vediamo. Con l'arrivo del pontone del Provveditorato Opere Pubbliche possono iniziare a Santa Margherita Ligure i lavori per il ripristino della banchina del porto, con i 600.000 euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture. È il punto di partenza del più ampio intervento che dovrà ripristinare il molo, letteralmente spezzato in 2 durante la mareggiata di fine ottobre. Nel contempo in realtà il Comune di Santa Margherita aveva già di sua iniziativa azionato 50.000 euro di lavori per sistemare Piazzale Cagni. Quindi siamo partiti e confidiamo adesso con i soldi liquidati col decreto della Regione Liguria, 2.470.000 euro, di poter entro Pasqua e comunque entro estate ripristinare le funzionalità di tutta la prima parte della banchina. Nel frattempo sta proseguendo l'intervento di ripristino della pavimentazione della passeggiata mare, danneggiata dalla mareggiata. I lavori vengono svolti con le forze del Comune. Settimana prossima partiranno i lavori in Piazza del Sole per sistemare i 2 moli danneggiati nella mareggiata. Entro fine mese partiranno anche i lavori alla Fontana di Colombo e ai giardini zona Margherita, quindi tutta la parte maggiormente visibile, frequentabile, turistica dei giardini a mare sarà ripristinata ragionevolmente entro Pasqua. Gli interventi dunque sono iniziati sia sul porto che sulla passeggiata. La strada per Paraggi sarà ultimata forse anche in leggero anticipo rispetto alla previsione iniziale di Pasqua. Sono iniziati anche i lavori al depuratore che si trova nella zona di Punta Pedale. E per il depuratore i lavori sono in corso e anche quelli stanno rispettando il calendario previsto, quindi dovremo essere a posto per l'estate. A questo punto direi che le 3 grosse strutture pubbliche sanmargheritesi che hanno subito dei danni vedono già la luce in fondo al tunnel. Al momento la Capitaneria di Porto lavora ancora nella sede provvisoria di Villa Durazzo, ma anche in questo caso si sta muovendo la macchina per il ripristino della sede distrutta dal mare. È stato presentato un progetto di messa in sicurezza della sede e in questo momento stiamo attendendo la convocazione della conferenza di servizi in maniera tale che poi venga appunto approvato
approvato da parte di tutti gli enti competenti e quindi insomma siamo pronti a vedere insomma i lavori iniziare, perché ovviamente è fondamentale per noi rientrare proprio nell'ambito portuale, fermo restando ovviamente il ringraziare l'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure e la società Progetto Santa, che appunto ci ha dato la possibilità di mantenere attivi gli uffici a Villa Durazzo. Ancora la politica amministrativa a Lavagna, la città ritrova piazza Vittorio Veneto completamente sgombra, è stato infatti ultimato la demolizione della veranda dell'ex bar Ostigoni dichiarata abusiva dal Consiglio di Stato. Parleremo di questo ma anche del tunnel della Fontana Buona con i sindaci che chiedono ancora una volta la realizzazione del tracciato previsto per il quale mancano solo i finanziamenti per realizzarlo. E poi a Genova un progetto che è arrivato a compimento, portato avanti dal Forum delle Famiglie e dall'ACLI, si chiama Generare il futuro ed ha aiutato tanti giovani ad essere inseriti nel mondo del lavoro. Vediamo i servizi. Le piace la piazza? È bella, è bella. La ricordava così? No, perché io l'ho sempre vista con l'affare lì, sì, Così le piace adesso? Sì, mi piace, c'è più spazio. Sono durati 8 giorni i lavori per la demolizione della veranda del bar Ostigoni, dichiarata abusiva dal Consiglio di Stato. 8 giorni per ritornare indietro nel tempo di 32 anni e restituire alla città una piazza Vittorio Veneto usufruibile nella sua interezza. Questo pomeriggio sono state tolte le protezioni metalliche che proteggevano l'accesso all'area di cantiere. La pavimentazione è stata messa in sicurezza, pulita e ripristinata provvisoriamente in attesa di una riqualificazione più profonda che sarà affidata ad un progetto in via di elaborazione da parte della Commissione prefettizia. Lo spazio sicuramente resterà pedonale, assicurano dall'ufficio tecnico di Palazzo Franzoni. La ditta che ha vinto l'appalto, la NME di Alessandria, ha proceduto allo smontaggio della struttura metallica non senza qualche difficoltà, sia per la natura tecnica dell'intervento, sia per i curiosi che cercavano di vedere l'avanzamento dei lavori. La gente era curiosona che cercava di guardare dietro la nostra recinzione da cantiere, che era curiosa di vedere tutto quello che succede. Adesso che cosa vi dice? Vi hanno fermato? Niente, adesso si sono calmati e diciamo tutto tranquilli e dicono tutti che la piazza è ritornata all'origine e tutto bene. Sono contenti? La gente di Lavagna è contenta? Io di quello che ho valutato mi sembra che sono molto contenti. Che cosa avete fatto tecnicamente? Com'era? Era una struttura in acciaio? Era una struttura mista, vetri, acciaio, c'era dell'alluminio, del ferro, tante cose. Anche per noi è stato difficile a smaltire tutti i detriti perché abbiamo dovuto separare tutti i materiali per poterli smaltire nelle discariche. Avete fatto la differenziata anche voi? Certo, come tutti. I sindaci della Fontana Buona continuano a spingere per avere il tunnel che dalla parte alta della valle attraverso il monte colleghi la provinciale 225 con l'autostrada A12 in prossimità di Rapallo. Nonostante il costo, 300 milioni di euro circa, il territorio chiede quest'opera a gran voce perché è considerata strategica per la sopravvivenza della valle. Il progetto c'è, il 15 maggio del 2015 il Ministero delle Infrastrutture lo ha trasmesso alla Regione, di qui poi non ci sono stati ulteriori passaggi. Questa è la prima certezza. La seconda è che il tunnel è inserito nell'elenco delle opere prioritarie per la Liguria ed è al terzo posto. È quello che la Regione ha spiegato ai sindaci della Valle e del Tigullio in un recente incontro. Ci vuole la volontà politica per farlo, spiega oggi il sindaco di Mocconesi Gabriele Trossarello, ma al momento l'ipotesi avanzata dalla Regione è un'altra. C'è un progetto definitivo depositato al Ministero, un progetto che ha però un'alta capacità economica e quindi dobbiamo vedere se questa competenza che è evidentemente del governo per quanto riguarda il reperimento delle risorse può essere garantita. Nel frattempo noi cerchiamo di valutare una soluzione progettuale alternativa che possa essere un po' più contenuta, che possa stare all'interno dei 120-130 milioni in modo da essere più efficaci nel reperimento dei fondi qualora appunto il governo li voglia mettere a disposizione. Questa soluzione leggera, da realizzare nella parte bassa della valle con sbocco presumibilmente all'altezza di Levi, non è nemmeno ipotizzata sulla carta. Partirebbe da uno studio di fattibilità con tempi lunghissimi e non risolverebbe il problema della valle perché obbligherebbe gli abitanti della zona alta ad arrivare comunque fino a San Colombano prima di poter imboccare un'eventuale galleria. Ma io credo che le cose che sono troppo lunghe nel tempo non hanno mai da perdere la speranza. È chiaro che se le indicazioni del governo sono di valutare
un primo step progettuale dentro i 150 milioni, se riusciamo a trovare una tranche di questo tipo sono convinto che chi si prende gli impegni poi li mantiene. La Valle, spiega Trossarello, pur consapevole del fatto che Autostrade in questo momento difficilmente investirebbe una cifra simile, senza certezze sulle concessioni future, spinge con forza per la prima ipotesi di tunnel e chiede a gran voce che si trovi la volontà politica per farlo. Il progetto Generare il futuro parte dal Forum Nazionale delle Famiglie e dalle ACLI di Roma, che hanno avviato un percorso formativo di laboratori rivolto principalmente ai giovani. Questo progetto è nato per facilitare e accompagnare i ragazzi che fossero ancora studenti o quindi usciti dalla scuola ma in cerca di lavoro a approcciare il mercato del lavoro per facilitare il loro accesso al mondo del lavoro. Gli iscritti sono stati circa un centinaio, impegnati da dicembre a febbraio in attività laboratoriali condotte da formatori. Tutte quelle competenze trasversali che devono essere acquisite dai ragazzi oltre alle competenze professionali sono state poi la materia che è stata svolta nei laboratori. La tappa conclusiva di questo percorso sarà a Genova. L'obiettivo principale è quello di non scoraggiare i giovani in un contesto che, seppur difficile, offre delle opportunità che vanno ricercate. Questa società in realtà non li facilita sia nel momento in cui apprendono sia nel momento in cui devono affacciarsi al mondo del lavoro, e quindi è anche sempre più competitiva e quelle competenze trasversali proprio di comportamenti e atteggiamenti non te li insegna nessuno, e quindi ci deve essere comunque qualcuno che non li fa perdere per strada. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di farlo con questo progetto. La famiglia basa molte delle proprie scelte sul lavoro, la cui precarietà rende difficoltosa la stabilità dei nuclei familiari stessi. Una famiglia, quando non ha speranza, non ha certezza, direi gli subentra la paura, e la paura blocca. Se la famiglia non ha certezze, non ha speranze, non ha fiducia, non ha lavoro, come fanno questi giovani sposi a pensare ad avere oltre a un figlio magari anche il secondo? Quindi la denatalità, anche quella in parte dipende da una certezza che il lavoro ti dà e che ti dona speranza nel futuro. Parliamo adesso di sanità. Il tema della riforma ospedaliera per quanto riguarda la rete del Tigullio. A Sestri Levante sono andati via i reparti di urologia, otorinolaringoiatria e chirurgia di media e bassa complessità, ma l'ASL rassicura l'ospedale sarà un polo riabilitativo d'eccellenza. Sentiamo. Incontro oggi tra sindacati ASL 4 sul tema della riorganizzazione aziendale. Sul tavolo le tutele dei lavoratori in vista dello spostamento dei reparti, un cammino che prosegue da mesi, come assicura la direttrice Bruna Rebagliati. Venerdì infatti aprono i cantieri, l'otorinolaringoiatria e l'urologia passano da Sestri Levante al quarto piano dell'ospedale di Lavagna, la chirurgia di media e bassa intensità vanno a Rapallo. Per Rebagliati si tratta di un cambiamento di valore. Pensate che oggi, ad esempio, i pazienti che dovevano effettuare interventi ad elevata complessità venivano trasferiti all'ospedale di Lavagna, dove comunque non c'era un reparto dedicato urologico all'interno del reparto chirurgico, quindi c'era una difficoltà nell'effettuare questi interventi che oggi verrà superata. Sicuramente la presenza della rianimazione facilita e tranquillizza tutti gli interventi ad alta complessità che si spera sempre di no, ma potrebbero avere necessità di un supporto nelle prime ore dopo l'intervento. Da più parti tuttavia c'è allarme per lo svuotamento dell'ospedale di Sestri Levante. La ASL rassicura, il nosocomio sarà dedicato alla riabilitazione d'eccellenza e chiede pazienza in quanto vanno rispettati i tempi dei codici degli appalti previsti dalla legge. Il primo cantiere che partirà a brevissimo è proprio quello delle palestre al sesto piano. Il nostro ufficio tecnico sta lavorando da mesi, però mi creda, i tempi davvero previsti dal codice degli appalti sono enormi. Posso però assicurare davvero tutti che i lavori che abbiamo previsto nell'ospedale sono finanziati dal bilancio dell'azienda, quindi sono reali. Lavori che faremo non appena completati tutte le fasi normativamente presenti del progetto preliminare, progetto esecutivo, progetto definitivo, quindi gara d'appalto, quindi individuazione della ditta che effettuerà i lavori e finalmente esecuzione dei lavori. Anche il completamento dell'urologia e dell'otorino di questi giorni è proprio il frutto di questo lavoro. Lo stesso stiamo facendo sul pronto soccorso di Lavagna, che verrà enormemente potenziato, migliorato nella sua capacità di ricezione
nella sua capacità di offrire un'assistenza di elevatissima qualità, e anche su questo abbiamo fatto 3 lotti e su questi 3 lotti stiamo lavorando per garantirgli continua operatività, perché il pronto soccorso non si ferma mai, nel rispetto delle regole e della legge che ci impone dei tempi specifici. Siamo così arrivati alla giornata di giovedì, i temi del lavoro. Con la Ilex di Chiavari l'azienda ha posto fine al concordato che ne ha evitato il fallimento. L'azienda può così entrare a pieno titolo di nuovo nel mercato alla ricerca di nuove commesse, molte ne sono già arrivate, ma inevitabile sembra passare un periodo di cassa integrazione per il vuoto che si è venuto a creare in questi anni. Parleremo di questo, ma anche del progetto che ha visto protagonisti i ragazzi, gli alunni delle scuole primarie di Chiavari, che hanno realizzato una mostra che è allestita a Palazzo Ravaschieri, e siamo andati a vedere. Il fatto di aver chiuso questo capitolo è molto importante. Dobbiamo ringraziare, devo personalmente ringraziare nuovamente tutti i dipendenti, il commissario giudiziale che ha lavorato sodo per tantissimi anni in grande collaborazione con noi. E niente, quindi questa è una pagina che chiudiamo. Il concordato è anche stato utile perché ci ha consentito di uscire da una situazione di crisi che avrebbe portato inevitabilmente a ben peggio. Questo è stato possibile anche grazie a Ilex, non dimentichiamocelo, e grazie al lavoro di tutti quanti. Che capitolo si apre adesso? Adesso si apre un capitolo dove non abbiamo più il paracadute, se vogliamo, o la scusa del concordato, dobbiamo camminare con le nostre gambe. E quindi questo deve essere di stimolo, non deve essere un elemento di preoccupazione, tutt'altro. Siamo rientrati ormai da diversi mesi a pieno titolo nel mercato, stiamo partecipando a gare importanti, qualcuna l'abbiamo portata a casa in questi ultimi mesi, che è un segnale positivo, e altre sono in corso. Che commessi sono arrivati in questi mesi? Beh, le ultime 2 in ordine di tempo sono la 500 BEV, che è la prima vettura elettrica a produzione Mirafiori di Fiat, la cui produzione partirà nel 2020, di questi giorni, di queste ore, direi l'assegnazione della nuova Ferrari, il modello non in termine commerciale, ma il modello in codice F169, una vettura ovviamente della nuova gamma Ferrari. Anche questa è molto importante perché, a parte il fatto che il cliente è molto prestigioso e quindi giustamente esigente, va seguito con grande attenzione, è una delle nuove vetture marchio Ferrari, ne seguiranno delle altre, quindi speriamo di poter portare a casa anche queste. Nel periodo del concordato l'azienda non ha potuto partecipare all'acquisizione di nuove commesse. Ci sarà cassa integrazione nei prossimi mesi oppure no? Prematuro dirlo, sicuramente avremo un calo del fatturato nel corso del 2019, perché anche le gare che stiamo portando a casa e che abbiamo portato a casa recentemente vedranno un inizio della produzione dal 2020 in poi. Non sappiamo ancora quantificare il tutto, dipenderà molto dall'esito di alcune gare che sono in corso. Come si è svolto questo enorme lavoro e che cosa succederà domani? Sì, allora domani ci sarà l'inaugurazione alle ore 17, appunto qui in Società Economica, di questo lavoro che è il completamento, diciamo, e l'allestimento di tutti i laboratori che abbiamo fatto con le scuole primarie di Chiavari. Il progetto era Scuola col Museo, Paesaggi di Mare, l'arte interpreta la Riviera. Si svolgeva in 2 tappe, una all'esterno in città con 3 tappe di disegno di fronte ad alcuni edifici e piazze del centro storico di Chiavari e poi qui all'interno in quadreria, dove confrontavamo questo lavoro fatto all'esterno con alcuni artisti che hanno appunto raccontato il territorio di Chiavari e della Riviera. E questo che vediamo alle mie spalle è la realizzazione proprio di questo lavoro fatto dai bambini, diciamo da quasi 600 bambini che hanno partecipato ai laboratori. Lo chiudiamo aprendo una mostra appunto dei laboratori didattici dei bambini della scuola primaria e lo facciamo all'interno del palazzo, piacevolmente invaso da oltre 600 bambini delle scuole di Chiavari, dove abbiamo allestito i disegni che i bambini hanno fatto con Maria Rocca e quindi presentiamo alla città la Chiavari domani vista con gli occhi dei bambini di oggi. Per la prima volta vede il progetto realizzato in toto con questa mostra. Che effetto le ha fatto? Ma io devo dire la verità, è stata una piacevole sorpresa perché già da subito ci è piaciuto come idea, ma visto realizzato è una cosa davvero simpatica e piacevole.
Ancora i temi della politica amministrativa. Nella giornata di venerdì la Commissione alla guida del Comune di Lavagna ha varato il bilancio previsionale 2019-2021 e il piano delle opere pubbliche. Andremo a vedere nel dettaglio nel prossimo servizio, a cui seguirà anche quello di presentazione del centro di aggregazione giovanile che sarà realizzato ad Arquata del Tronto grazie ai finanziamenti che sono stati raccolti in questi anni dal Comitato Verità per Giulio Regeni, che ha chiamato a raccolta tante realtà del territorio per sostenere le popolazioni terremotate. Vediamo. Chiude con un pareggio ad oltre 26 milioni e 800 mila euro il bilancio di previsione 2019 del Comune di Lavagna. Il documento è stato approvato dalla Commissione Prefettizia alla guida dell'amministrazione lavagnese ormai ancora per pochi mesi, ma che in questi anni alla guida di Palazzo Franzoni ha affrontato il tema del riequilibrio finanziario dell'ente di pari passo con quello legato alle infiltrazioni mafiose nella macchina comunale. Un libro a cui manca ancora un capitolo, sicuramente quello decisivo, ovvero la decisione della Corte dei Conti sul piano di rientro presentato dai commissari e inizialmente bocciato dal Tribunale Contabile. Il ricorso sarà discusso nell'udienza del prossimo 27 febbraio. Intanto però, atto amministrativo necessario, ha preso forma il bilancio di previsione triennale 2019-2021 che basa la quasi totalità delle sue entrate sulla tassazione ancora ai massimi. Quasi 9 milioni in ingresso grazie all'IMO, 1,2 dall'IRPEF, oltre 3 milioni dalla Tares e dalla Tari, le imposte sui rifiuti. Impossibile poter contare su prestiti e anticipazioni di cassa. Con il totale complessivo delle entrate il Comune ha una possibilità di spesa piuttosto limitata e vincolata. Quasi 22 milioni sono così destinati alle spese correnti e quelle in conto capitale. Approvato anche il programma triennale dei lavori pubblici che nei 3 anni previsti dal piano mette a disposizione 14 milioni e 435 mila euro. Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge. Scuole e difesa del suolo sono le 2 voci per le quali saranno a disposizione le risorse maggiori. Nel 2019 600.000 euro sono stati destinati ad interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo per l'edificio che ospita la scuola Dognocchi e la scuola materna di Via Colombo. Sarà anche messa in regola con la normativa antincendio la scuola Vera Vassalle. Con quasi 3 milioni di euro sarà mitigato il rischio idraulico del Rio Rezza, con 900.000 euro quello del torrente Barassi, con la messa in sicurezza del centro abitato di Cavi Borgo. Partirà inoltre il primo stralcio dei lavori per il ripristino dell'argine del fiume Entella, intervento questo da 570.000 euro, e con 700.000 euro a disposizione sarà ripristinato il litorale danneggiato dalla mareggiata. Infine quasi 150.000 euro verranno messi a disposizione per la nuova viabilità all'uscita del casello autostradale di Lavagna. Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria su via Moggia. I lavori dovrebbero partire a breve, si sta attendendo proprio in questi giorni il via libera al progetto definitivo da parte di Società Autostrade. Nato da un'idea dell'Associazione Verità per Giulio Regeni, il Tigullio non dimentica, ha preso finalmente forma il Centro Civico di Aggregazione Socioculturale di Arquata del Tronto. La realtà tigullina negli scorsi anni ha chiamato a raccolta e coordinato tutte le diverse associazioni e amministrazioni del territorio che si sono spese per portare avanti una raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto del 2016. Oggi questo progetto può partire. Curato dallo studio Baucook di Milano, il Centro Civico sorgerà nella frazione di Trisungo, avrà una superficie utile di 100 metri quadrati e ospiterà una sala polivalente, uno spazio per i laboratori e una piccola cucina. Importanti funzioni di protezione civile, nel senso che è struttura antisismica e che ha notevoli caratteristiche proprio di possibilità di essere utilizzato per la protezione civile. Peraltro sarà invece un centro di aggregazione in cui potranno andare persone del territorio, in particolare di questa frazione Trisungo in cui verrà realizzata, e che consentirà, questo è l'obiettivo principale, di fare in modo che la popolazione di Arquata, così pesantemente colpita dal terremoto, rimanga sul proprio territorio. Una raccolta partita negli scorsi anni, oggi finalmente possono partire i bonifici. Sì, oggi finalmente possono partire i bonifici. Il Comune di Arquata, dopo tutta una serie di difficoltà che ci sono state, ci ha chiesto di donargli la progettazione che abbiamo realizzato con quei soldi raccolti e poi di consegnare i fondi residui. Si è peraltro impegnato il Comune di Arquata ad integrare con fondi proprio per fare in modo che questa struttura sia pienamente fruibile e, come dire, strategicamente importante. Dal Tigullio quanto arriverà?
dal Tigullio arriverà a 150.000 euro, ripeto, in parte già spesi per la progettazione. Anche il Consiglio Comunale di Rapallo ha varato il bilancio di previsione 2019-2021, intanto si è fatto punto anche sui lavori pubblici in città. Sulla riorganizzazione della rete ospedaliera interviene il Comitato Assistenza Malati del Tigullio con alcune precisazioni. E poi parleremo di un momento di confronto, un convegno che ha coinvolto i giovani, organizzato dalla Pastorale Giovanile della Diocesi. Il tema è stato quello della politica con la P maiuscola. Vediamo i servizi. Chi si astiene? Nessuno. Chi vota contro? 2. In particolare Tassara e Mele. Chi vota a favore? I restanti 12. La pratica è approvata a maggioranza. Con i voti della maggioranza il Consiglio Comunale di Rapallo ha approvato uno degli atti amministrativi più importanti, il bilancio di previsione 2019-2021, che delinea la programmazione e le linee di indirizzo del prossimo triennio. Ad illustrare il documento contabile i membri di giunta, in particolare l'assessora Alessandra Ferrara con delega al bilancio e alla programmazione e Arduino Maini, assessore ai lavori pubblici per l'aggiornamento del DUP, documento unico di programmazione. Il bilancio chiude con un pareggio di 42.256.268 euro. Le voci più consistenti per quanto riguarda le uscite sono la spesa corrente pari a 30.662.000 euro e la spesa in conto capitali di 6.679.000 euro. Sul fronte della pressione fiscale nessun inasprimento per i cittadini rappallesi. L'amministrazione ha confermato per il prossimo anno le stesse tariffe già in vigore sia per quanto riguarda IMU, Tari e Tasi, con tutte le agevolazioni già previste, e non è stata introdotta l'addizionale IRPEF. In merito alle opere pubbliche, la città ha già attivi in questo momento circa 37 cantieri che andranno via via completandosi nei prossimi mesi. A fine marzo inizio aprile, con l'approvazione del conto consuntivo, si potranno programmare nuovi interventi sulla base dell'avanzo di amministrazione. L'ampio dibattito in Consiglio Comunale è stato proprio concentrato sui lavori e i conseguenti disagi per viabilità e le criticità dovute ai rallentamenti dell'attuazione degli stessi. A sollevarlo i due consiglieri di minoranza presenti in aula, Paola Tassara e Mauro Mele. La rassicurazione in merito è che per il periodo estivo i cantieri saranno sospesi per poi riprendere il loro corso a settembre. Nel frattempo, da questa mattina sono arrivate a Rapallo le prime travi che serviranno alla copertura del torrente San Francesco. Con la loro posa si andrà, sebbene solo in parte, a risolvere le criticità viarie, riaprendo il tratto del lungomare rappallese. Il Comitato Assistenza Malati Tigullio plaude all'avvio della riorganizzazione della rete ospedaliera dell'ASL 4, rammentando tuttavia che la proposta del Comitato stesso risale ad almeno 3 anni fa e che, se fosse stata ascoltata, tutto il comparto sanitario del Tigullio beneficerebbe già degli effetti della razionalizzazione dei servizi. Nessuno ha ricordato questo fatto, noi non vogliamo nessun merito naturalmente, però diciamo che se si faceva quando noi abbiamo proposto questo progetto avremmo guadagnato 3 anni. Quello avviato in queste settimane è solo il primo tassello di un progetto che punta a dotare l'ospedale di Lavagna di tutti i reparti necessari per diventare un DEA di primo livello. Quando il piano sarà completamente attuato, ogni struttura ospedaliera avrà il suo ruolo ben definito e funzionale. Per Sestri Levante la vocazione dominante sarà quella di un centro riabilitativo. Ma certo, diventerà un grande centro riabilitativo, c'è un progetto molto all'avanguardia, quindi anche i sestresi dovrebbero essere contenti di questa situazione, di questa idea, perché porterà grandi risultati a Sestri Levante. Il comitato caldeggia anche la nascita delle case della salute che potranno offrire servizi sul territorio immediati. Se si realizzasse la Casa della Salute, che è quella struttura dove ci sono tutti i medici di famiglia e tutti gli altri medici della Guardia Medica, c'è praticamente un pronto soccorso 24 ore su 24, quindi Sestri Levante avrebbe la sua Casa della Salute col suo piccolo pronto soccorso. Rapallo lo stesso, è inutile che vadano a chiedere la luna. È semplice, basta realizzare la Casa della Salute. Certo che non bisogna avere interessi politici, è questo, e quindi bisognerebbe essere astratti da questo tema.
Cosa significa fare politica con la P maiuscola? È innanzitutto dare una disponibilità per gli altri, è leggersi e leggere l'altro all'interno di una società e leggere la società, il contesto cittadino, il contesto regionale e nazionale come il luogo in cui poter realizzare se stessi e quindi un proprio bene e un bene comune, perché il bene di ciascuno dipende dalla realizzazione di beni più grandi che riguardano tutti. La gioia che provi quando riesci a fare qualcosa per il prossimo ti ripaga di tutti i sacrifici anche personali che la politica ti impone, ad esempio quello di sottrarre spazio alla propria famiglia e alla propria vita privata, però ribadisco ne è valsa la pena. Insomma. Un consiglio pratico per un giovane? Ecco, il suggerimento che darei è quello di andare ai consigli comunali, parlare del proprio territorio, della propria comunità, delle cose che si fanno, delle difficoltà che ci sono, per poter poi formulare un giudizio anche più consapevole. E chissà che qualcuno magari non si appassioni e poi insomma, si avvicini e domani possa ricoprire ruoli di rappresentanza come io ho avuto la fortuna di fare. Insomma. Cosa hai imparato ad alcuni mesi dalla tua elezione in Consiglio Comunale? Le cose che ho imparato in realtà sono tante, sia anche prima della mia elezione, perché ho imparato cosa vuol dire fare una campagna elettorale, cosa vuol dire partecipare poi il giorno delle elezioni e poi tutto il processo che c'è dopo, l'insediamento del consiglio, le regole di un consiglio comunale e soprattutto la conoscenza di una macchina comunale. È un bel compito, sto imparando a fare questo compito al meglio, diciamo. L'incontro con l'altro, la possibilità di entrare nelle storie, nelle vite, di cercare di trovare le risorse nostre e loro per risolvere i problemi, è stata una cosa nutriente, una cosa arricchente, faticosa ma sicuramente arricchente. Credo di aver guadagnato di più di quel che ho dato. A un giovane che cosa consiglia oggi che volesse davvero mettere le mani in pasta per il bene degli altri? Di occuparsi degli altri a tutto campo. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la settimana. Il nostro approfondimento adesso è dedicato al tema delle truffe agli anziani. Se ne è parlato all'interno della trasmissione direttamente su, è andata in onda lunedì scorso. Abbiamo ripreso alcuni temi importanti per sensibilizzare ancora una volta su questo tema sempre al centro dell'attenzione. Vi lascio dunque ai servizi del nostro approfondimento. Il TG Guardando la settimana si conclude al termine e l'appuntamento ritorna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Il 2019 è iniziato da poche settimane e già si contano casi di truffe agli anziani. Purtroppo le somme consegnate ai malviventi spesso sono elevate. Le indicazioni dei carabinieri, mai dare soldi o indicazioni personali, sono semplici eppure fondamentali. La truffa più usata è quella cosiddetta del finto avvocato. La vittima deve pagare una cauzione all'avvocato per liberare il figlio detenuto per un qualche guaio. Per i carabinieri c'è già un elemento che deve far scattare l'allarme. Tenete presente che in Italia la cauzione non esiste. Chiunque vi dica che un vostro familiare è stato arrestato per il rilascio del vostro familiare e occorrono dei soldi, vi sta truffando. Un altro consiglio è quello di non restare troppo tempo al telefono. Non ci facciamo ingannare da telefonate che ci tengano vincolati al telefono troppo a lungo da parte di sconosciuti. Un elemento che abbiamo registrato è appunto questa capacità di tenere l'anziano attaccato al telefono. Un'altra truffa è quella di far custodire gli argenti di casa nel microonde perché il finto tecnico rilascerà nell'aria un prodotto chimico pericoloso per i preziosi per sistemare le tubature di casa. Ovviamente è una truffa. I bersagli sarebbero casuali, non c'è una conoscenza diretta della vittima. Raramente abbiamo registrato casi di truffe commessi da persone che vivono stabilmente nel Tigullio. Le risultanze investigative, insomma, ci porta a collocare i responsabili come provenienti da un'area geografica che non è la nostra. L'invito è a chiamare sempre le forze dell'ordine qualora si abbia un dubbio. I carabinieri, per loro vocazione, sono sempre pronti ad ascoltare e intervenire. Non ci disturbano mai, fortunatamente garantiamo il servizio di controllo del territorio 24 ore su 24, le nostre macchine sono presenti sul territorio anche la notte, la nostra centrale operativa è aperta 24 ore su 24, quindi noi preferiamo, come dire, fare un intervento che poi si rivela un nulla di fatto piuttosto che prendere una denuncia allo sfortunato anziano che casca nella rete dei truffatori.
Il rischio di cadere nella trappola di una truffa online è purtroppo ancora molto alto. La polizia postale mette in guardia sui 3 imbrogli più diffusi. Al primo posto c'è il phishing. Il malvivente tenta di ingannare la vittima fingendosi una banca o un ente affidabile per estorcere dati personali. Cliccando su quel link io vedo la pagina esattamente uguale a quella della banca. È ovvio che è una pagina mal formata, che sembra della banca ma non lo è, e nel momento in cui io vado ad inserire le mie credenziali d'accesso le ho appena fornite al criminale informatico che avrà accesso al mio conto corrente. Attenzione poi alle mail che arrivano dalla propria casella di posta, una minaccia alla sicurezza personale. Il truffatore fa intendere di essere molto bravo e pericoloso e di conoscere i segreti della vittima. Lì dentro poi c'è la richiesta di riscatto, oppure c'è un link e quindi io induco chi riceve quella mail a premere quel link per aumentare l'azione della mia aggressione. La richiesta sarà quella di denaro per interrompere la mia aggressione. Terzo, c'è il caso della mail che arriva dall'amico in difficoltà. Questo accade perché il criminale informatico è riuscito a carpire la password di una delle 2 persone, ma non c'è nessuno veramente in pericolo. L'unico modo che abbiamo per salvarci è fare una telefonata all'amico. Ovviamente non possiamo usare la mail perché è compromessa, lo contatteremo con un messaggio chiedendo: ma è vero che sei in difficoltà? E vedrete che risponderà l'amico, dice no, non mi hanno rubato il portafoglio, non mi hanno rubato il telefono, e quindi bisogna essere sempre con gli occhi aperti. I consigli della polizia sono: mai inviare soldi, mai cedere alle estorsioni, mai aprire link dubbi, denunciare sempre. Per tutte le informazioni c'è il sito della Questura e i social. Piuttosto che non piattaforme e app quali YouPol, che è un'app che permette appunto, se scaricata, di essere sempre in contatto con noi. Ovviamente poi ci sono i canali tradizionali, quindi il numero unico d'emergenza al 112, piuttosto che non il sito istituzionale www.poliziadistato.it.